Psicopatologia dell'economia quotidiana. Shock tanti, troppi per aziende, negozi, locali, attività produttive, dalle restrizioni della pandemia alla guerra, dalla crisi energetica alla carenza di materie prime. Il Consiglio dei Ministri approva il decreto aiuti con interventi per 14 miliardi di euro a favore di famiglie e imprese, ma Apindustria Confimi Veneto, senza tanti giri di parole, boccia il provvedimento. Dalle politiche che sono emerse in questi ultimi tempi, il giudizio sul governo è assolutamente negativo. O cambiano marcia o si rischia veramente di fare dei danni permanenti a questo Paese. Quindi così non va bene. Apindustria boccia il governo e il decreto aiuti che prevede un contributo una tantum di 200 euro e solo per pensionati e dipendenti con redditi fino a 35.000 euro. Eppure la crisi è molto più larga e profonda e tocca le partite IVA, i liberi professionisti, gli imprenditori, i commercianti. La misura auspicata da Apindustria Confimi è invece l'abbassamento delle tasse sul lavoro. La misura delle tasse che abbiamo in questo Paese è la più alta dell'OCSE ed è veramente esagerata. Questo non va bene e lo vediamo dai dati economici e di crescita. Così non va bene, bisogna abbassare le tasse. Sui carburanti il governo rinnova il taglio di 30 centesimi delle accise fino all'8 luglio, un'altra misura comunque temporanea e non strutturale. Il caro energetico invece impone soluzioni tempestive, urgenti, anche perché il governo punta sull'indipendenza dal gas russo entro il 2024. Ma a me sembra più che altro veramente un obiettivo irraggiungibile. Io non riesco a capire, e molti come me, come sia possibile una cosa del genere, dopo che l'Italia ha rifiutato le trivellazioni per estrarre il proprio gas e ha rinunciato, ahimè, al programma di energia nucleare. Ci vuole un team, quindi, che può essere capitanato da un commissario per bypassare la burocrazia asfissiante che questo Paese, al quale è attanagliato questo Paese, per agire più velocemente e risolvere alcuni problemi. Infine, per le aziende penalizzate dalle sanzioni alla Russia, il governo stanzia un fondo da 200 milioni di euro, ma solo nel Vicentino l'export con Russia e Ucraina vale molto di più. Sono sicuramente una goccia nel mare, ma è il tempo di fare una riforma fiscale che ci consenta anche di poter gestire momenti come questi che non saranno purtroppo, credo, gli ultimi.